Treviso entra nel Teatro Stabile del Veneto e da oggi per il Del Monaco si apre una nuova era. Il teatro, che rischiava di chiudere i battenti e di lasciare a casa 14 dipendenti, ora può pensare a riprendere gli spettacoli per la prossima stagione. Oggi finalmente Treviso certifica il fatto che il teatro comunale rimane aperto e sarà pronta a brevissimo una programmazione molto ricca e di altissima qualità. L'Assemblea dei soci dello Stabile del Veneto, approvando le variazioni al bilancio preventivo 2019, ha concretizzato dunque la presenza del Comune di Treviso nell'associazione. Il Teatro Comunale di Treviso sarà proiettato in questa grande piattaforma di teatri regionale che poi darà lustro sia a livello nazionale che internazionale alla nostra città e alla nostra cultura. Buonasera, ben ritrovati a 20:10, così il 23 luglio scorso la nostra Marta Marangon ci raccontava una giornata importante per Treviso e per il Teatro Comunale, il Teatro del Monaco di Treviso, perché il teatro apriva una fase molto importante all'interno del Teatro Stabile del Veneto, e quindi veniva scongiurata anche una crisi che sembrava molto nera. Allora è passato poco più di un mese o poco più da quel giorno, e allora vediamo un po' come sarà il futuro del Teatro Comunale di Treviso, ma non solo, perché parleremo anche del Teatro Stabile del Veneto, la famiglia che ha abbracciato Treviso, e chi meglio dei nostri ospiti può farlo questa sera, a partire dal sindaco di Treviso, Mario Conte. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. E del presidente del Teatro Stabile del Veneto, buonasera a Giampiero Beltotto. Buonasera a voi. Allora, parto dal sindaco perché abbiamo vista nel servizio, facciamo un po' questo gioco di rimandi. Quel giorno era un giorno molto importante per Treviso perché, primo perché si scongiurava la perdita di un asset molto importante per Treviso, ma anche perché c'era anche una questione di posti di lavoro. Insomma. Sì, assolutamente, la partita del Teatro Comunale è stata forse la partita più complicata che questa amministrazione ha dovuto affrontare dall'insediamento. È una partita che siamo riusciti a vincere grazie a un gioco di squadra importante con la Regione Veneto, e qui consentitemi di ringraziare il governatore Luca Zaia, che è stato la prima persona che ho consultato quando mi sono trovato a dover parlare di Teatro Comunale, che come dicevate voi aveva una data certa di chiusura e una data certa di licenziamento dei dipendenti, quindi è stata una lotta contro il tempo. Grazie alla Regione, grazie alla piattaforma del Teatro Stabile, qui rappresentata, e saluto il Presidente Beltotto, siamo riusciti a creare questa che non è un'ancora di salvataggio, ma è una rampa di lancio per una programmazione culturale che tornerà a mettere al centro della cultura trevigiana proprio la culla della nostra cultura, che è quel gioiello che si chiama Teatro Mario dal Monaco. Io di questo veramente sono felicissimo. Quando rivedo quelle immagini mi emoziono, anche perché è stata una partita complicata. Quando è diventato sindaco, insomma, sul tavolo c'era anche questa cosa qui. Sì, assolutamente, è stato uno dei primi temi che proprio nei giorni successivi all'insediamento abbiamo dovuto affrontare, perché era inimmaginabile francamente pensare di chiudere una struttura come il Teatro Comunale e soprattutto lasciare a casa 14 dipendenti. È una cosa che non mi sarei mai perdonato, che non volevo, che la città non meritava, e oggi con grande orgoglio, e qui devo ringraziare ovviamente, oltre al governatore Luca Zaia, al presidente Beltotto, ai soci, quindi il comune di Padova con il sindaco Giordani, il comune di Venezia col sindaco Brugnaro, anche tutta la squadra di consiglieri comunali che si è messa a fianco a me in questa partita, e insieme abbiamo costruito un percorso condiviso con dei partner di assoluto prestigio che hanno consentito di arrivare a questa che è, secondo me, la soluzione migliore, e oggi che vedo anche la programmazione che poi andremo a presentare nei prossimi giorni ne sono ancora più convinto. Ha detto bene il sindaco, nei prossimi giorni, ma questa sera vi daremo delle anticipazioni ovviamente, ma prima di questo, Presidente, lo dicevamo, insomma, mancava al Teatro Stabile del Veneto Treviso. Ah, certo. Sarebbe stato un peccato mortale che una regione come questa si facesse mancare un centro di cultura, che è un centro propulsore di idee, di immagini, di storia, un teatro come il del Monaco. Il del Monaco è un gioiello per la cultura sia musicale sia di prosa del nostro teatro, quindi sarebbe stato un peccato mortale, non ce lo saremmo mai perdonato. E a proposito di cose che non ci dobbiamo perdonare, se il 19, quando presentiamo la stagione, non c'è fuori la bandiera del Leone di San Marco, mi dimetto.
Lo dice, non è una battuta. Se non è fuori dal teatro la bandiera mi dimetto. Io non vorrei... bisogna mettere la bandiera. Io non volevo rovinare la sorpresa al Presidente, ma era un omaggio che la città voleva fare proprio al teatro e quel giorno l'avremo appesa e quindi ha rovinato la sorpresa, però verrà appesa. Ci tengo a fare un altro ringraziamento, sì. Consentitemi, però se oggi la città, e noi siamo qui a parlare di teatro, lo dobbiamo anche a Fondazione Casamarca, che 20 anni fa si è fatta carico di un investimento veramente importante, perché erano i famosi 80 miliardi di lire, cioè circa 40 milioni di euro, per ristrutturare quello che oggi è tornato ad essere un teatro gioiello, sia da un punto di vista strutturale che da un punto di vista delle tecnologie. Quindi ringrazio il Presidente Garofalo, che anche lui ha fatto parte della partita, essendo comunque uno dei protagonisti che fino all'anno scorso gestiva attraverso la Teatri SpA il teatro comunale. Oggi c'è una nuova gestione e di questo siamo tutti contenti, e appenderemo immediatamente la bandiera del Veneto. La bandiera ci sarà, quindi non deve dimettersi. Questo vediamo. Prima vediamo che ci se non c'è, e poi dimissioni ritirate. Poi decidiamo. Allora, entriamo nel vivo. Fra qualche giorno verrà presentato la stagione. Il 19. Il 19, per l'esattezza, quindi esattamente fra una settimana. Il 19 a mezzogiorno la presentiamo alla Stampa, che devo ringraziare perché, diciamo, stranamente è sempre venuta molto preparata e molto attenta alle cose del teatro. Dico stranamente perché queste cose della cultura generalmente servono ai giornali per fare un po' di pettegolezzo. Invece sulla vicenda del Teatro di Treviso ho trovato grande responsabilità da parte di tutti. Quindi il 19 Stampa, categorie economiche e città istituzionale. Alle 19 invece, grazie al sindaco anche, che chiuderà un pezzo di strada, grande festa, perché presentiamo al pubblico di Treviso, agli abbonati, alla gente, a quelli come me, presentiamo la stagione. Quindi il direttore, io, speriamo che ci sia anche il sindaco alle 19, viene assolutamente, per forza. Faremo una grande festa. Una il grande 19, festa. Tenete, ve lo siete segnato, il 19. Alle 19. Alle 19. Noi però, che siamo cattivelli, cerchiamo di un po' anticipare qualcosina, visto che manca una settimana, ma insomma sarà una stagione ricca, immagino, per rilanciare Treviso, e quindi cosa ci può dire della stagione? Apriamo con Marco Paolini. Ah, quindi subito col botto. Va bene? Vi piace? Sì. Apriamo con Marco Paolini la stagione di prosa e invece la stagione lirica, che era già stata programmata prima di noi, e quindi i meriti vanno a chi ha lavorato prima di noi, Madama Butterfly, che sempre ci farà piangere, che sempre finirà nello stesso modo con Pinkerton, che è un vero farabutto. Quindi subito cose importanti. Paolini, abbiamo detto, apre la stagione di prosa, Madama Butterfly, poi cos'altro ci può dire? Allora, vi posso dire che portiamo uno dei più bei goldoni che siano mai stati prodotti. Ovvero? La Casanova. La Casanova, che fa il giro da Treviso e che sarà lo spettacolo che porteremo all'inizio di primavera a Mosca. Perché è un grande spettacolo. L'anno scorso già siamo stati oggetto di un successo clamoroso, ve lo dico perché c'ero, ed è proprio vero, ed è uno spettacolo divertente, godibilissimo, non particolarmente lungo, ma è finalmente il grande Goldoni. E poi avremo, diciamo, una cosa che credo che piaccia a tutti, una grande stagione di comici. Anche perché bisogna riprendere il gusto di andare a teatro per ridere e sorridere. Il teatro è un luogo dove il popolo arrivava per ridere e sorridere. Poi sono arrivati i critici e abbiamo incominciato a diventare tristi. Poi i critici hanno preso il potere, hanno preso le redini dei teatri e abbiamo incominciato a piangere. Con il teatro stabile, grazie al sindaco, grazie alla città, grazie a chi volete voi, a teatro si va
per sorridere, riflettere, pensare, ma soprattutto divertirsi per Bacco. Quindi, qualche nome? E quindi 5 nomi, non ve lo posso dire, oppure ve lo dico dopo la sosta, perché il mio ufficio stampa dice che non lo devo dire, però un nome poi ve lo faccio, la costringerò a dircelo. Va bene, ok. Anzi, se vuoi la facciamo venire qua e te lo facciamo dire un nome. Vuole... Dai, vieni allora, e dici facciamo un nome. un po' di teatro, dai, facciamo un po' di vieni, teatro sì, di sperimentazione. Un nome non hai solo, il microfono devi però, solo dire un nome, vieni allora, qua. Vieni qua, al microfono così. del Presidente, di un nome solo. Un nome. Nino Frassica. Nino Frassica. Ecco. Lei è? Lei è Daniela Rostellato, Diletta Rostellato, il nostro ufficio stampa. Benissimo, quindi Nino Frassica, uno dei nomi, dei big insomma, della comicità che calcheranno il palcoscenico di Treviso. Insomma, ha sentito? Sì, c'è grande fermento, grande entusiasmo e soprattutto si parla di teatro. Questo io devo ringraziare il Presidente, anche perché dalla programmazione che ho visto un numero di serate veramente importante, triplicando addirittura la programmazione, la precedente programmazione. Questo significa avere un numero di persone che andranno a visitare, che andranno a godere della cultura del teatro 3 volte superiore. Questo significa un teatro aperto, un teatro vivo. E poi io qui strappo una promessa al Presidente, perché io il teatro lo voglio vedere aperto tutto il giorno, è talmente bello che deve essere visitabile anche per le migliaia di turisti che oggi stanno invadendo in modo pacifico la nostra città, quindi credo che quello debba essere un luogo di cultura anche quando in realtà sul palco non c'è nessuno, perché è talmente bello da vedere che non renderlo visitabile sarebbe veramente un peccato. Presidente, questo si può fare? Ci stiamo organizzando. Ha ragione il Sindaco, il teatro deve essere un luogo che vive tutto il giorno, dove nei limiti degli spazi che sono stati dati dai costruttori, che evidentemente avevano delle esigenze diverse dalle nostre, ma si può venire a prendere un caffè, a leggere il giornale, a fare 2 chiacchiere e magari comprare un libro, perché una delle cose che stiamo immaginando di fare è diventare editori dei testi delle nostre produzioni. Quindi è un passo ulteriore questo. Certo. Se vuoi prima della fine poi te ne dico anche un altro, però no, adesso. il fatto di avere... spariamo le cartucce. Allora, noi siamo un teatro, sì. Che vuol dire noi mettiamo in scena, rappresentiamo dei testi. Questi testi spesso vengono scritti per noi. Allora, in accordo con le case editrici dei nostri grandi autori, Bugaro su tutti, che scrive per Einaudi, vorremmo prendere i suoi testi, ridurli nel senso della riduzione tecnica a volumi e poi metterli in vendita per la gente che viene a teatro e magari agli abbonati regalarli. A proposito di abbonamenti, c'è anche una importante novità per gli abbonamenti. Beh, intanto costano di meno. Rispetto agli anni scorsi abbiamo cercato una politica di prezzi non da venghino sì o rivengano, però attenta ai portafogli. Stiamo vivendo momenti difficili con governi difficili, quindi vorremmo mettere qualche pezzettino dei risparmi dei trevigiani da parte, in modo tale che, secondo, abbiamo immaginato una assoluta novità, e cioè sconti per gli under 26. Quelli che vengono ad abbonarsi e che non hanno ancora compiuto 26 anni, quindi entro i 25, immagino dai 13-14 anni, quella è l'età in cui io ho incominciato ad andare a teatro, devono avere una politica di prezzo che li agevoli, quindi che vengano e dove non si trova una soluzione ce la mettiamo noi. Sindaco, sì, questo è un altro questa è una notizia fantastica che abbiamo condiviso col Teatro Stabile, anche perché va proprio nella direzione di incentivare tutti i giovani a fare cultura. So che ci saranno delle agevolazioni anche per tutti gli studenti universitari, che Treviso sempre più città universitaria, e quindi è bello sapere che la cultura trevigiana è pronta ad abbracciare tutto questo popolo di studenti che ha voglia di cultura, che vuole crescere, con qualità, e la qualità noi la trasmettiamo attraverso appunto la cultura, e consentendo anche in periodi particolarmente difficili da un punto di vista economico di non rinunciare a nulla, soprattutto a quei momenti di grande crescita personale. Quindi io
ringrazio ancora una volta, sembra veramente, questa sera sono venuto qui per ringraziare, abbiamo veramente tantissime persone da ringraziare, in primis il Presidente Beltrotto. Prima della pubblicità lo ripetiamo che è il 19. Il 19 alle 19 la festa. 19 a teatro. Presentata teatro. certo, strada chiusa, festa, vino. No. Un secondo prima della pubblicità, quando lei è diventato sindaco immagino che avesse sul piatto tante cose, no? Sicurezza, urbanistica, eccetera eccetera. Magari spesso la cultura viene vista come, vabbè, tra le cose, delle priorità. Invece è importantissimo. No, è fondamentale soprattutto per una città che punta a crescere da un punto di vista turistico e culturale. Stiamo facendo dei passi importanti, ci troviamo in un'area geografica straordinariamente virtuosa perché abbiamo un aeroporto, siamo vicini a Venezia, siamo vicini alle Dolomiti e quindi pensare che Treviso non debba essere una città di cultura credo sia da pazzi. Noi invece sulla cultura vogliamo investire tanto, lo stiamo facendo, a novembre arriverà la prima grande mostra, in questo momento c'è la mostra sportiva dell'NBA, c'è stato il riconoscimento con la mostra multimediale di Leonardo da Vinci, tanti sono i passi di avvicinamento alla grande mostra che sarà un grandissimo evento di richiamo internazionale perché per la prima volta il Kunst di Vienna presterà più di 50 opere a una città europea e quella città è proprio Treviso e saranno tutte mostre costruite su misura per la nostra città, quindi non pacchetti itineranti che di passaggio si fermano a Treviso, ma mostre costruite proprio su misura in base alle caratteristiche della nostra città e sulla base delle caratteristiche dei nostri visitatori. Noi puntiamo alla qualità della proposta e del visitatore, noi puntiamo ad avere turisti che si fermano in città almeno 2 notti perché scelgono di venire a Treviso e non perché a Venezia trovano troppo caos. Non di rimando. Noi vogliamo turisti convinti delle bellezze della nostra città. Allora, pubblicità e poi torniamo subito con i nostri ospiti. Rieccoci in diretta, 20:10, stiamo parlando di teatro, lunga vita al teatro sempre e comunque, e stiamo parlando nello specifico del teatro comunale di Treviso, del Monaco di Treviso. E, abbiamo parlato, oltre che delle anticipazioni un po' del programma, anche l'importanza insomma di chi deve venire poi a riempire il teatro, quindi l'abbonamento, sconti per gli under 26, ma c'è un'altra novità importante. Le famiglie, l'attenzione alle famiglie. Noi vogliamo un teatro che, diciamola male, ma insomma, come gli stadi, si apra ai piccolini che vengono accompagnati da papà e mamma, dove non si devono annoiare papà e mamma e si devono divertire i ragazzini, perché bisogna incominciare ad abituarsi al fatto che il teatro è un luogo di vita, è un luogo di vita sociale, è un luogo di vita dove ogni giorno dobbiamo trovarci. Quindi porte aperte tutti i giorni, se possibile. Porte aperte, ecco, l'abbiamo detto perché se lo fosse perso, insomma si sta pensando anche a questa soluzione per visitare fisicamente il luogo teatro. C'è anche un appuntamento importante. Sì, c'è una ricorrenza importante. Che è importantissima perché festeggiamo quest'anno il 150° compleanno del nostro teatro, quindi provate a immaginarvi cosa sarebbe stato chiuderlo, sarebbe stata una catastrofe. Invece è aperto, è vivo più che mai e festeggeremo questo grandissimo evento con un concerto straordinario, con degli ospiti straordinari. Questo no, non vi posso dire cosa. Stavo per chiederglielo. chiederglielo. Sarà una sorpresa per la città, ma sono convinto che quando sentirete i nomi tutti quanti correranno per riuscire a essere presenti. Quindi in quella sera. Quindi un grande concerto con dei nomi importanti. Una per festa di compleanno straordinaria per un ospite che compie 150 anni. Anzi, glielo organizziamo noi. Noi saremo ospite del festeggiato, no? Perché andremo a festeggiare il teatro. Per quanto riguarda la Filarmonia Veneta? A Filarmonia Veneta io ho sempre il ricordo di quelle immagini che suonavano in mutande in Piazza dei Signori e quindi mi piacerebbe che insomma, la Filarmonia Veneta tornasse ad essere protagonista proprio a Treviso, la città che ha messo alla luce appunto quell'orchestra. È un'orchestra che viene sostenuta dalla regione, quindi è un'orchestra filarmonia regionale. Però credo che Treviso sia un po' casa sua. Ovviamente non voglio mancare di rispetto a Rovigo, che
rispetto tantissimo, che stimo e con la quale voglio costruire un percorso condiviso. Però parlando così con i musicisti, tutti mi hanno manifestato questo desiderio di poter tornare ad esibirsi a Treviso e chissà, magari trovare anche qualche spazio per poter fare delle prove, ovviamente compatibilmente con gli innumerevoli date e gli impegni del teatro. Le porte del nostro teatro per la Filarmonia Venta saranno sempre aperte, quindi sempre con grande rispetto nei confronti di Rovigo, siamo pronti a riabbracciare la nostra grande orchestra. Importante questo appello, insomma, del sindaco Conte. No, perché ho visto che ci sono stati anche un po' di... qualcuno si è un po' agitato per queste parole dette in occasione del concerto in piazza di Madonna Granda, ma credo che insomma non ci sia da agitarci. Qui si parla di cultura, di musica, di orchestra, di orchestrali, di professionisti, gente che ha voglia di esibirsi, e quindi noi mettiamo a disposizione il nostro gioiellino. Presidente, allora ottobre 2018, se non sbaglio, lei diventa Presidente del Teatro Stabile del Veneto, quindi manca poco più di un mese al primo anno da Presidente, un po' come primo anno da Sindaco. Allora, mi fa un bilancio, insomma, di quello che ha trovato, di quello come ha lavorato, e insomma, un anno alla guida dello Stabile del Veneto. Sì. 140.000 spettatori in un anno. 3.500 abbonati e 6.500 abbonati e 578 aperture di sipario. Questi sono i numeri, che però dicono poco. La cosa che secondo me dice di più è che siamo stati invitati qualche giorno fa al Petit Palais a Parigi a rappresentare il teatro italiano in una grande e significativa rappresentazione della cultura italiana, e andremo là col nostro Arlecchino, che è una delle cose più belle che ho visto a teatro, davvero nuova. Arlecchino che ritorna a essere l'Arlecchino del popolo, così come lo voleva il suo autore e non come lo volevano i critici. Difficoltà e invece momenti in cui ha gioito, ci sono dei momenti particolari che ricordi, questo è il suo primo anno? La difficoltà è ogni semplicemente... giorno? No, anzi guarda, la struttura è meravigliosa. Professionisti bravissimi e gente che è piena di idee e di entusiasmo. È una macchina ben oliata. È una macchina fantastica, è un vero privilegio essere il presidente di una macchina così, che adesso con l'ingresso di Treviso porterà da 140, speriamo, a quasi 180.000 gli spettatori, vuol dire uno dei primi teatri in Italia. Le difficoltà invece sono due: una, l'egoismo di alcuni operatori di questo settore che ritengono che il proprio campanile sia sempre meglio di quello che si può fare assieme. Questa è la prima grande difficoltà, e la seconda, la difficoltà grande della burocrazia di questo mondo, di questo apparato dello Stato, di questo apparato inutile, enorme, gigantesco, di leggi, di norme, di cose che rendono allo spettatore la vita più difficile, e a chi gestisce una pazzesca difficoltà a muoversi, a orientarsi, dovendo per forza rispettare la legge, perché noi siamo un teatro pubblico. Quindi anche dal teatro viene una richiesta di semplificazione? Io credo che sia esigita dalla realtà, cioè io credo che se continuiamo a fare così, fra poco chiudiamo tutto. Non solo noi. Mi viene in mente un mio amico albergatore di Jesolo che mi dice che non poteva portare il prosecco ai suoi ospiti che stavano sulla spiaggia, se non gli arrivavano le ispezioni, le multe, le cose. Ma se non porta quello, che cosa farà questo povero diavolo? Sempre che poi non vogliono togliere l'etichetta prosecco, ma questa è un'altra l'ho scritto su un giornale: questa nazione, questo paese, questo Stato ha la sciatica. Ecco, questa è un'immagine abbastanza interessante. Allora le chiedo, visto che parliamo di questo, la prima cosa che chiederebbe da Presidente del Teatro Stabile del Veneto al nuovo Ministro Franceschini. Quello che ho chiesto anche al vecchio. Questo teatro ha avuto una ferita irragionevole, ingiustificata, sbagliata nel metodo e nel merito da parte di alcune commissioni che l'hanno portata a essere da teatro nazionale a teatro di rilevante interesse culturale, che insomma è una cosa che ai nostri spettatori non gliene importa niente. Noi abbiamo il diritto, perché questo è un teatro di 140.000 spettatori, a vedere riconosciuto il lavoro di tutti.
Quindi questa è la prima cosa che chiedo. La seconda cosa che chiedo è pari dignità, e questa, diciamo, con Franceschini credo che si possa ottenere perché è un uomo che sa esattamente di cosa sto parlando. La terza cosa che chiedo è trasparenza, cioè noi sui soldi pubblici ce la giochiamo con tutti, a regole che devono essere definite. Qui le regole non sono mai definite, quindi siccome immagino che ci sia una maggioranza e un'opposizione, faccio un appello a tutti i parlamentari perché vadano a vedere come vengono spesi i soldi pubblici che vanno ai teatri e quali sono i criteri pubblici che devono definire la distribuzione delle risorse, perché, un sospetto, ci sono alcune città che sono evidentemente più giuste, più brave, più generose, diciamo. A prescindere. Questo non va bene. Non faccio il nome delle città perché gli addetti ai lavori sanno esattamente di chi sto parlando e perché non voglio subito inimicarmi tutta la struttura del Ministero, ma che ci siano figli e figliastri in questa struttura dello Stato è ovvio. E come mi dice sempre il professor Bertolissi, l'autonomia serve a questo, che tu sia leghista o no. L'autonomia serve perché io voglio che il fondo dello spettacolo venga gestito dalla Regione. Perché? Perché se ci sono ingiustizie, so chi me la devo prendere. Certo. Invece lì, quando vai e dici, scusa, ma com'è? E ti rispondono, Presidente, è la Commissione. È come la Commissione? La Commissione dovrà ragionare su criteri. Il 70% però decidono loro. Questo non va bene. Con Bertolissi stiamo facendo una grande battaglia di principio, non è una questione di soldi, mi danno 50.000 in più, 50.000 in meno, se me ne danno in più sono più contento, però non è una questione di soldi, è una questione di pari dignità. Io rispondo del lavoro di tante persone che devono essere messe in condizione di lavorare su un mercato che deve essere giusto e quindi trasparente. Oggi non è trasparente, quindi non è giusto e quindi siamo i primi a chiedere l'autonomia almeno sul fondo dello spettacolo. Ha sentito? Ma sì, no, ma io credo che per aiutare a capire, ci sono molte persone che devono capire come si possono spendere bene i soldi destinati alla cultura. Qualcuno però lo sa benissimo come devono essere spesi. Però io approfitterei perché secondo me con gli esempi pratici si capisce meglio, potremmo invitarli tutti al 19 di... Io invito sempre tutti da Mattarella fino all'ultimo. Invitiamo Franceschini il 19 assolutamente sì, ma certo, il ministro Franceschini. Assolutamente. Allora, da qui parte allora un invito, lo faremo arrivare in qualche modo, ma insomma è la voce lo facciamo arrivare con subito. Una PEC, perfetto, tranquillo. benissimo, ok. Ma parte già stasera con questa trasmissione, insomma. Lo diciamo a diletto che deve partire stasera. Esatto, per cui abbiamo detto tante cose, siamo in chiusura, tantissime cose, però io vi ringrazio. Ricordare che è il 19 che si presenta la stagione alla stampa, ma ve lo racconteremo nei nostri telegiornali, festa, ovviamente, poi la festa. Strada chiusa, vino. Esatto. Forse il ministro, chi lo sa, e comunque ci sarete voi, ci sarà Treviso, perché insomma è un capitolo di una nuova vita importantissima per il Teatro del Monaco di Treviso. Allora io ringrazio il Presidente del Teatro Stabile del Veneto, grazie a Gianpiero Beltotto, e ringrazio il Sindaco Mario Conte. Ci rivedremo allora quel giorno e ci rivedremo per far festa, ed è una festa della cultura, è una festa quindi di tutti senza colore politico. Grazie per averci seguito, arrivederci.